Bentornati e bentrovati a Storie. Come in una scena di un film abbiamo visto che la filosofia svolge il suo primo atto nella Ionia. La Ionia è quella regione che noi troviamo ancora oggi nella Turchia, nell'attuale Turchia mediterranea, dove i greci fecero la prima colonizzazione. Quando arrivarono i persiani, la scena della Turchia fu rimpiazzata dalla scena dell'Italia meridionale, soprattutto Crotone. Crotone divenne la sede in qualche modo di una nuova rinascita filosofica che era quella dei pitagorici. Ma anche lì, morto Pitagora, la tradizione filosofica si andò disperdendosi. E soprattutto Pitagora, che aveva fatto del numero il punto centrale della sua teoria filosofica, per cui il problema era quanto la nostra vita fosse a ritmo, in sintonia con la vita, con il respiro del mondo, in qualche modo questa teoria era un po' stretta a uomini che cominciavano a porsi domande molto diverse, domande assolutamente comprensibili, ma che per l'epoca erano nuove, innovative. E quali erano queste domande? Da un lato il fatto che le cose cambiavano, le persone invecchiavano, i rapporti si deterioravano, l'amore evolveva, le cose non erano sempre uguali tutti i giorni, e dall'altro il fatto che però, nonostante io non avessi più X anni, ma ne avessi X più 10, X più 20, ecco, nonostante questo fosse il mio dato acquisito, io ero sempre io. C'è il problema del cambiamento e il problema del permanere. Da una parte la vita cambia, continuamente cambia, le cose cambiano costantemente, dall'altro la vita però rimane, permane, rimane sempre uguale. Questo che per noi è come dire, un problema quasi a volte sottaciuto, su cui non stiamo molto a riflettere, a meditare, forse quelli più sensibili, ecco, diventa il problema attorno a cui il mondo greco volta le spalle a Pitagora perché cerca una risposta più profonda, una risposta più interessante. Lo vedremo dove troverà questa risposta, sempre qui, sempre a Storie.